8 del mattino, è martedì 9 giugno, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno ad Emanuela Corsi. Fra poco con Emanuela leggeremo i quotidiani regionali e poi anche quelli nazionali in edicola questa mattina. Intanto ci sono le notizie, cominciamo con la cronaca, il blitz di ieri all'alba a Catania in diversi quartieri, 32 le persone indagate, 20 sono state arrestate, vicine, considerate tutte ritenute vicine alla clan Mazzei. Vediamo un po' in questo servizio. Armi e droga, il potere mafioso sta tutto nel mezzo. Sequestri di cocaina e arsenali nel corso delle indagini hanno condotto al blitz della squadra mobile. Sin dalle prime ore dell'alba 200 agenti hanno setacciato i quartieri di Catania, San Cristoforo, Picanello e Librino. Dall'alto perlustravano le vie di fuga gli elicotteri del 4° reparto volo di Palermo. Ecco le auto che escono dalla nuova questura di Catania. In manette 20 esponenti dei Carcagnusi, storica articolazione del clan Mazzei. Altri 12 sono indagati. Base operativa del gruppo, l'area di via Belfiore, nota come la zona del traforo. Coinvolti la figlia del boss Santo Mazzei, Simona, e diversi nipoti. L'uomo di fiducia della famiglia sarebbe Carmelo Grasso, con il compito di gestire il traffico di droga. Fiumi di cocaina per la famiglia e gli alleati, cambia solo il modello. Vendita e consumo non si svolgono più per strada, ma all'interno delle cosiddette case di spaccio, appartamenti blindati, protetti da barriere e sistemi di videosorveglianza. A raccontare le dinamiche interne alla cosca e i rapporti con gli altri clan della provincia sono stati alcuni pentiti. Nel corso delle indagini è stato inoltre ricostruito un tentato omicidio avvenuto il 19 agosto del 2024 in viale Bummacaro contro un parente di esponenti del clan Cappello Bonaccorsi. E poi tante armi anche da guerra. In un garage di via Fattorini nel quartiere Picanello sono stati trovati 2 Kalashnikov e una mitragliatrice, altre armi pesanti trovate in una casa a San Cristoforo. E noi cominciamo a leggere i giornali proprio partendo da questa notizia, Emanuela. Sì, allora partiamo dalla Gazzetta del Sud di oggi, vediamo in questa pagina blitz contro il clan Mazzei, 20 misure cautelari. A Catania scoperto un traffico di droga e trovate parecchie armi, risolto anche un tentato omicidio. Vediamo operazione antimafia della polizia a Catania, eseguite appunto 20 misure di custodia cautelare in carcere, sequestrati 2 Kalashnikov e diverse pistole. Andiamo a vedere invece sulla Sicilia, dove viene dedicato ampio spazio proprio a questa operazione, maxi operazione della polizia. Scacco matto ai Mazzei, vanno in cella gli eredi della famiglia di sangue. Onda Nuova, questo è il nome del blitz. All'alba al traforo di San Cristoforo, 20 indagati in manette, 12 dovranno affrontare l'interrogatorio preventivo davanti al GIP. Gli affari illeciti tra droga e armi, tra gli accusatori pure Cerbo, detto Scarface. E poi vediamo il pentito, sempre sulla stessa pagina, l'ex reggente dei Nizza di Librino. Volevamo ammazzare Matteo Junior. In Nizza, braccio armato del clan Santa Paola Ercolano, avrebbe pianificato alcuni anni fa l'omicidio di Matteo Mazzei, figlio di Nuccio. Il movente non voleva saldare l'acquisto dello stupefacente, poi il dietrofront, le due parti si incontrano e nasce pure una amicizia, un sodalizio probabilmente criminale. Andiamo a vedere sull'altra pagina della Sicilia. E allora queste case di spaccio, come è cambiata appunto la mafia, non si spaccia più per le strade ma si spaccia in questi appartamenti che spesso sono super blindati, arsenali, Kalashnikov e mitra custoditi da Cipolla, prendi il borsone e vai. E ancora vediamo questo tentato omicidio che è emerso appunto durante questa operazione, la lite col nipote di Nino Cammisa, ci sono andato a sparare a casa. 2 anni fa, dopo Ferragosto, viale Bummacaro, ricordiamo, diventò come il Far West. E poi ci sono qua tutti i nomi appunto che sono finiti in questa operazione, dalla figlia del padrino ai rampolli del clan, i nomi dei 32 indagati dell'inchiesta, dicevamo 20 le misure cautelari in carcere. Grazie Emanuela. Adesso andiamo invece a parlare di politica perché sono chiusi ieri i ballottaggi per le amministrative in Sicilia, vittoria a mani basse del Campo Largo nei ballottaggi nella nostra regione. Diciamo che il sindaco di Agrigento Sodano ha vinto in maniera piuttosto larga e ha perso invece clamorosamente Giuseppe Castiglione a
Bronte, ma facciamo il punto in questo servizio. Michele Sodano è il nuovo sindaco di Agrigento, Giuseppe Gulotta invece è il primo cittadino di Bronte. È una debacle per il centrodestra siciliano. Al ballottaggio solo a Ispica torna sulla poltrona di primo cittadino il civico di centrodestra Lucio Muraglie, che era già stato sindaco dal 2015 al 2020 e che oggi batte Serafino Arena. Per il resto festeggia il campo largo e festeggia soprattutto controcorrente con Ismaele Lavardera, che addirittura piange per la gioia per la doppia vittoria che cade nel giorno del suo compleanno. Ad Agrigento dunque Michele Sodano vince a mani basse e diventa sindaco con oltre il 72% dei consensi, battendo Dino Alonge del centrodestra che non raggiunge il 28%. Un risultato straordinario di una comunità che decide di rialzare la testa, di affidare la guida della città ad una nuova generazione piena di competenze, di passione, la stessa generazione che ad un certo punto ha dovuto fare le valigie per andarsene, oggi ritorna qui e insieme a tutti quanti si ricostruisce una città straordinaria come Agrigento, una città che sicuramente di fronte a sé ha un futuro florido che costruiremo tutto insieme. Significativa l'affluenza alle urne agrigentine che si ferma al 41%, la più bassa in assoluto. Ha pesato forse anche l'invito sotto banco a non votare dei centristi del centrodestra spaccati con il resto della coalizione insieme alla Lega. Ma la debacle non è soltanto nella spaccatura agrigentina, si vive anche a Bronte, dove Castiglione, un uomo storico della coalizione, si ferma appena sopra il 36%. Non basta la vittoria di Ispica per placare gli animi, fibrillazione al centro della coalizione, con Saverio Romano che parla di centrodestra da rifondare dalla base in Sicilia, sottolineando che si perde solo qui mentre si vince nel resto d'Italia. Invece il commissario di Forza Italia Minardo azzera la guida del partito ad Agrigento, Caltanissetta e Messina. E adesso torniamo ai giornali e vediamo allora cosa scrivono stamattina su queste amministrative. Ampie pagine naturalmente, non solo per raccontare il risultato di questo ballottaggio, ma soprattutto poi per le reazioni, per l'analisi politica che ne consegue. Andiamo a vedere intanto su Repubblica Palermo oggi l'apertura, proprio la politica e questo ballottaggio. Agrigento, trionfo di Sodano, un progressista per la prima volta sindaco. L'ex grillino stravince al ballottaggio contro Alonge. La città ha deciso di essere libera. E poi Lavardera, come abbiamo sentito anche nel servizio, commosso, si è messo anche a piangere perché appunto questo è un candidato di controcorrente, è un modello di alleanza con il quale si può puntare alla regione. La telefonata con i nonni e la festa in strada sulle note dei Beatles e di Vecchioni, l'incognita adesso però della maggioranza ostile in Consiglio, perché non sarà una sindacatura semplice per questo sindaco che appunto ha un consiglio comunale. Insomma, 5 consiglieri di maggioranza, 19 dell'opposizione. Appunto, quindi vedremo un po' cosa succederà in Consiglio. Bisognerà trovare un compromesso. Sicuramente. E poi un altro comune dove appunto si è scelto il sindaco in queste elezioni, questo secondo turno di elezioni. A Bronte vince Gulotta, anche qui un candidato di controcorrente, quindi i candidati di controcorrente trascinano il campo largo. I risvolti del voto sulla scelta del candidato per Palazzo d'Orléans, quindi insomma questo è un test in vista poi delle prossime regionali. A Ispica è stato eletto il civico invece Muraglie. Li vediamo qui gli altri ballottaggi. Bronte con Gulotta che vince con il 63,7% contro un super favorito, Giuseppe Castiglione, che si ferma solo al 36,3%, mentre a Ispica appunto il civico Pierenzo Muraglie vince con il 56,7% delle preferenze contro Serafino Arena, che si ferma al 43,3%. Andiamo a vedere sull'altra pagina appunto qual è adesso la cartina della Sicilia nei capoluoghi di provincia, e quindi vediamo in blu i comuni a trazione centro-destra. Vediamo Roberto Lagalla a Palermo, vediamo Enrico Trantino naturalmente a Catania, a Caltanissetta Walter Tesauro, poi a Ragusa Giuseppe Cassì, a Siracusa invece Francesco Italia Azione, lo vediamo in bianco come Federico Basile a Messina, e poi invece i comuni guidati dal centro-sinistra, Giacomo Tranchida
a Trapani, Michele Sodano appunto neoeletto ad Agrigento e poi invece ad Enna Vladimiro Crisafulli che ha vinto al primo turno. La coalizione di Schifani si sgretola tra i veleni, il bivio del voto anticipato, il silenzio dei leader di partito dopo la debacle, l'affondo di D'Agostino che dice ora è crisi e poi 2 sondaggi che agitano le segreterie. Intanto Barbagallo, il segretario Dem, dice avversari KO hanno perso 7 comuni su 11, PD prima forza ovunque. Questo è il commento appunto del segretario del Partito Democratico siciliano. Andiamo a vedere sulla Sicilia il trionfo di Sodano ad Agrigento, ballottaggi, la Vardera che sfiora il tris sorpasso sul forzista Castiglione, controcorrente e spugna anche Bronte, dicevamo con Gullotta. A Ispica torna Muraglie, civico vicino però alla DC. E poi vediamo invece in basso questo sondaggio. Verso le regionali il campo largo si avvicina al centrodestra, ma De Luca sarebbe l'ago della bilancia. Senza De Luca nessuno può vincere. Scateno, il candidato percepito più efficace come candidato appunto alla presidenza della regione, dopo di lui la Vardera e poi Musumeci. Liste, Fratelli d'Italia prima forza, controcorrente supera il Movimento 5 Stelle e insidia il PD. E poi invece Sud chiama Nord, ago della bilancia, dicevamo, al 12%. Intanto vediamo questa efficacia percepita dai potenziali candidati sul campione totale. Cateno De Luca è al primo posto, lo segue Ismaele Lavardera, al terzo posto l'ex presidente della regione, oggi ministro Nello Musumeci, e poi c'è Renato Schifani al quarto posto, ultimo posto invece per Gaetano Galvagno, presidente dell'ARS. Mentre invece gli orientamenti di voto, se Cateno De Luca appoggiasse il centro-destra si arriverebbe a un 54%, mentre invece se Cateno De Luca, sostenuto da Sud chiama Nord e dal centro-sinistra, si fermerebbe al 44%, così come un candidato sostenuto dal centro-destra, quindi ci sarebbe una testa a testa tra Cateno De Luca con una coalizione di centro-sinistra e contro un candidato del centrodestra, mentre invece vediamo secondo sempre questo sondaggio di SWG, appunto SWG, cosa potrebbe accadere. Naturalmente si parla dei sondaggi. Vediamo invece sull'altra pagina il commento dell'ex governatore Lombardo, dice la coalizione non esiste più, è da rifare. Per l'ex governatore toccato il punto più basso, D'Agostino parla appunto di crisi, il centro-sinistra avviso di sfratto a Schifani. Bene, grazie Emanuela. Adesso parliamo di sanità, ci sono buone notizie per la cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Arrivata la proroga, l'ennesima fino al dicembre del 2026, ora si lavora per una stabilità duratura. Vediamo i particolari in questo servizio. C'è l'intesa tra Regione Siciliana e l'Ospedale Bambin Gesù di Roma e per il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina arriva la notizia tanto attesa, ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2026. È l'esito di una riunione che si è svolta a Palazzo d'Orléans con il governatore Schifani, l'assessore regionale alla salute Caruso, il direttore generale dell'ospedale romano Perno e il direttore sanitario Raponi. Presenti i vertici del Policlinico di Catania, delle ASP di Messina e Catania e il sindaco di Taormina De Luca. L'ospedale ha confermato la propria disponibilità alla regione siciliana, che aveva chiesto di proseguire la collaborazione in attesa della definizione della nuova rete ospedaliera al fine di garantire la massima sicurezza clinica e la continuità assistenziale per pazienti e famiglie. La salute dei bambini non ammette incertezze, ha dichiarato Schifani. Questa proroga ci consente di organizzare al meglio il futuro della cardiochirurgia pediatrica, puntando a standard di cura elevatissimi. Soddisfatto anche il sindaco De Luca, che ha parlato di giornata storica per Taormina e per la sanità siciliana. Nel corso dell'incontro è stata definita una proroga tecnica che consentirà di completare il percorso amministrativo con il Policlinico di Catania, necessario alla piena stabilizzazione della struttura. Il nuovo assetto prevede infatti il coinvolgimento del Policlinico etneo per gli aspetti organizzativi e formativi, rafforzando il servizio e garantendo nuove opportunità di crescita.
E allora leggiamo anche questa notizia, Emanuela, si aspettava una proroga ma bisogna trovare una soluzione definitiva. Esatto, perché si va avanti di proroga in proroga, in buona sostanza. Vediamo su la Gazzetta del Sud, c'è una nuova proroga dell'accordo, il bambino Gesù resta a Taormina. Il centro d'eccellenza romano ha confermato la propria disponibilità alla regione, continuerà a gestire la cardiochirurgia pediatrica di certo per 6 mesi, forse per un anno. La proposta alla valutazione del Ministero. E allora fumata bianca della riunione che si è svolta a Palazzo d'Orléans, appunto con il presidente Schifani, era presente anche l'assessore Caruso, il direttore generale dell'ospedale romano Antonio Perno e il direttore sanitario Massimiliano Raponi. Al centro anche i vertici del Policlinico appunto di Catania, delle ASP di Messina e Catania, il sindaco di Taormina Cateno De Luca. E adesso c'è un aggiornamento dalle agenzie perché una coltivazione di circa 720 piante di papavero da oppio è stata scoperta dai carabinieri a Niscemi, in una zona particolarmente impervia e caratterizzata da fitta vegetazione tra le aree interdette, con ordinanza del sindaco proprio per la frana dello scorso gennaio. 2 le persone che sono state denunciate, entrambe nel luogo, l'area è stata sequestrata. Adesso vi raccontiamo una bella storia, arriva da Gela, la storia di una maestra, un'insegnante di sostegno che ha scelto di accompagnare uno dei suoi alunni fino a Rimini per affrontare un delicato intervento chirurgico. Un gesto che è nato nel silenzio è diventato oggi un esempio di umanità e di inclusione. Una storia che parla di scuola, ma soprattutto di cura, vicinanza e responsabilità, non quella scritta nei regolamenti, ma quella che nasce dalle relazioni umane. Samantha Lacagnina è insegnante di sostegno all'Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Gela. Da 3 anni segue Mattia, un bambino con disabilità, e quando la famiglia ha deciso di affrontare un delicato percorso sanitario a Rimini, la docente ha scelto di fare qualcosa che andava ben oltre il suo ruolo, fare le valigie e andare insieme a loro. È stato un gesto naturale, fatto col cuore, un gesto molto silenzioso, però non pensavo di trovarmi proprio questo clamore. Conoscendo già la realtà sanitaria romagnola, Samantha ha aiutato la famiglia a organizzare il viaggio, ha prenotato gli spostamenti, seguito la logistica e poi ha utilizzato i propri giorni di ferie per essere presente accanto a Mattia e alla madre durante il ricovero. Dovevamo prenotare il volo, le ho detto: signora, glielo prenoto io, l'accompagno. Al che le ha detto: ma sta scherzando? Ho detto: no, non sto scherzando, lo faccio col cuore. Lo scorso 14 maggio il bambino è stato sottoposto all'intervento alla clinica di Rimini. Nei giorni più delicati, accanto alla madre, c'era anche la maestra Samantha, una presenza che ha garantito continuità affettiva e educativa lontano da casa. Terminato il periodo di ferie, Samantha è tornata in Sicilia, ma il legame con Mattia non si è interrotto. Lo aspetti di nuovo in classe a settembre? Sì, non vedo l'ora, anche se lui comunque, io sono docente di scuola primaria, però lui andrà alle medie e tornerà un gran campione e siamo tutti orgogliosi di lui e l'aspettiamo a braccia aperte. Una vicenda che ha rapidamente superato i confini dell'ospedale. Da Rimini è arrivata una lettera di encomio istituzionale e anche il comune di Gela ha annunciato un riconoscimento pubblico per la docente. Perché questa non è soltanto la storia di un viaggio lungo oltre 1000 chilometri, è il racconto di una scuola che continua a esserci anche fuori dall'aula, una scuola che a volte insegna la lezione più importante senza aprire nemmeno un libro. È una bella storia quella che ci ha raccontato GR Italia e adesso torniamo di nuovo ai quotidiani. Sì, vediamo le prime pagine. Adesso Angelo, ripartiamo dalla prima di Repubblica a Palermo. Appunto, come dicevamo, c'è la politica in primo piano, il risultato di questo ballottaggio, un campo largo fino ad Agrigento, nel centrodestra via ai processi. Sodano stravince al ballottaggio, il primo sindaco progressista nella città dei Templi. In Forza Italia è l'ora dei commissari e poi aumenta il pressing su Schifani appunto per il voto anticipato. Controcorrente spugna pure Bronte e chiede spazio. Si parla anche del CEFPAS, è il fratello del vice Papa, e risvolti dell'inchiesta Gallo. E poi ancora un'intervista a Busnelli che vediamo in questa foto, è il vicepresidente country manager di Amazon Italia, che parla anche di Amazon in Sicilia. La Sicilia sarebbe strategica proprio per il mercato del colosso. Busnelli: Amazon arriva nei boschi, i negozi fisici sopravviveranno.
quest'anno. E poi vediamo ancora nel taglio basso questa notizia: a Palermo autisti inidonei sull'AMAT, ispezione comunale. Andiamo a vedere all'interno l'inchiesta appunto sul CEFPAS, il direttore. Una mano al fratello del vice Papa, stiamo parlando di Reina. La Rocca raccomandò Domenico Reina: gli sms di Gallafflitto, fai lavorare mia moglie, falla sentire importante. Quindi emergono ancora nuovi dettagli dalle intercettazioni, dalle carte su questa inchiesta che ha visto appunto tra gli indagati questo deputato di Forza Italia tra gli altri. Andiamo a vedere anche quest'altra notizia dalla prima pagina. AMAT, l'ente del comune, sugli autisti non idonei, faremo un'ispezione. Il caso dei 70 neoassunti che hanno marcato visita all'assessora Alaimo, denunciamo se dovessero emergere irregolarità. Sulla stessa pagina invece cambiamo decisamente argomento, perché si torna a parlare di Dua Lipa, di questo mega evento che ha visto la città di Palermo sotto i riflettori mondiali. Dua Lipa dice bye bye a Palermo, però adesso la città aspetta questo famoso regalo che avevano promesso gli sposi, mica soltanto, cioè, l'amicizia va bene, però pensiamo adesso alle cose serie. Turner, il neo marito appunto Callum Turner, vuole destinarlo allo sport. La coppia di star avrebbe individuato i beneficiari appunto di questo misterioso dono. E poi questo caso del Telegraph, che assieme ad altri tabloid inglesi avevano definito insomma la Sicilia, proprio in occasione di questo mega matrimonio, un covo di mafia. Il Telegraph corregge ancora una volta il tiro, cambia titolo, che tirava in ballo la mafia. Adesso parla della Sicilia come un'isola, la più bella del Mediterraneo, secondo appunto chi ci vive. La wedding planner intanto ha ringraziato la galla, torniamo al matrimonio, impennata sul web per i luoghi coinvolti, come abbiamo sottolineato anche noi più volte. Insomma, il ritorno di immagine è stato enorme, pazzesco, anche le ricadute economiche sul territorio sono state da milioni e milioni di euro. C'è stata questo piccolo neo, diciamo, legato alla stampa inglese, che però subito si è corretta. Andiamo a vedere la prima pagina della Sicilia di oggi. Ballottaggi in Sicilia, vince la Vardera e alla regione Lombardo apre la crisi. Vediamo ancora altre notizie. Anche qui l'inchiesta CEFPAS, Forza Italia, Gallo che si autosospende dal partito. Il PD tra i veleni prova a smarcarsi. Il commissario di Forza Italia Minardo prova a tenere unite le province di Agrigento e Caltanissetta dopo questi scandali. Serra di Falco diventa un caso. E poi a Taormina, cardiochirurgia pediatrica, arriva, come abbiamo sentito, la proroga per tutto il 2026 di questa convenzione con il Bambino Gesù di Roma. Dicevamo il Telegraph, anche qui lo vediamo in prima pagina sulla Sicilia, colpo di scena. Il Telegraph adora lo slow living siciliano, cioè questo modo rallentato che abbiamo noi di vivere in Sicilia, dietro front dopo le polemiche sulle nozze appunto di Dua Lipa. Andiamo all'interno a vedere ancora, non so se abbiamo tempo, Angelo. Allora facciamo una cosa, vediamo le prime pagine di Giornale di Sicilia. Centrodestra altro KO, Agrigento vira a sinistra, questa l'apertura. E poi ultimo saluto a Sofia, commozione alla Calza, folla alla chiesa di Santa Teresa per il funerale della giovane morta in Portogallo. Era presente anche il presidente Schifani. L'ultima prima pagina, vediamo la Gazzetta del Sud. E allora andiamo nel taglio centrale per vedere delle notizie siciliane. Pareggio 3-3 nei ballottaggi, ad Agrigento trionfa Sodano. E poi Messina, incidente mortale, tra indagini e profondo dolore, lo scontro di San Filippo, fatale a Riccardo Coglitore, che vediamo appunto in questa foto. Amava la vita e la musica, domani l'autopsia al Policlinico, indagato l'automobilista, sequestrati i 2 mezzi. Lettera al prof di religione del quindicenne. Ultima notizia, sversamenti nel mare di Contesse, siamo a Messina, l'AMAM, lavori quasi conclusi, l'allarme, i chiarimenti dell'azienda.
Grazie Emanuela, fra poco saremo da te per leggere i quotidiani nazionali, ma intanto ci fermiamo, una breve sosta e poi saremo ancora insieme per Buongiorno Sicilia. Eccoci di nuovo insieme, siamo in debito con voi con la situazione viabilità questa mattina, allora andiamo subito a vedere con le nostre telecamere cosa accade in tempo reale al Tondo Gioieni a Catania, situazione congestionata, il traffico va particolarmente a rilento. Dal Tondo Gioieni adesso siamo su via Vincenzo Giuffrida e dobbiamo dire che nonostante insomma ormai anche le scuole siano chiuse, attenzione perché l'anno scolastico di fatto ha chiuso i battenti, anche qui traffico a rilento soprattutto in entrata in città ma anche in uscita dalla città. C'è un gran flusso di automobili sia dunque in entrata che in uscita. Questa è la situazione sulla parte bassa di via Lodorico da Pordenone in direzione Mister Bianco, in direzione Policlinico. Traffico praticamente in tilt, questa è la situazione alle 8:27 del mattino. Sull'Etna c'è una splendida calma invece, il cielo assolutamente sgombro di nuvole, c'è qualche velatura e poi c'è la solita fumata, il solito pennacchio che possiamo ammirare anche dal golfo di Taormina, queste splendide immagini che ci vengono restituite dalla nostra regia. Adesso invece torniamo da Emanuela, stavolta ci sono i quotidiani nazionali. I temi, immaginiamo, sono sempre i soliti, il conflitto in Medio Oriente, cosa accade in Ucraina e poi non possono mancare chiaramente le vicende legate anche ai ballottaggi da un punto di vista politico e c'è la cronaca italiana che non manca mai. E c'è anche un altro tema oggi che domina su tutti i giornali, ma come in questi ultimi giorni, che è quello del risico bancario, insomma, di questi movimenti tra i grossi gruppi bancari. Adesso vedremo nel dettaglio. Intanto vediamo l'apertura del Corriere della Sera, Israele e Iran, stop ai raid, Trump blocca Netanyahu, stai attento o resterai solo, anche Teheran si ferma, il leader dello Stato ebraico, ma c'è il diritto all'autodifesa. E poi Ben Gvir, che è indagato ufficialmente a Roma, attacca l'Italia per la questione della flottiglia. Ricordiamo quello che è accaduto al porto di Ashdod, dove abbiamo visto un video realizzato dallo stesso ministro per la sicurezza israeliano che trattava appunto in maniera inumana i volontari della flottiglia che erano stati fermati e sequestrati. Andiamo a vedere nel taglio centrale invece due leader che si incontrano, l'omaggio di Xi Jinping a Kim Jong-un, una mossa anti-Putin, la strategia del presidente cinese che ha incontrato il coreano appunto Kim Jong-un, e vediamo la foto con le due consorti alle spalle. E poi dicevamo, come dicevi anche tu Angelo, naturalmente il tema dei ballottaggi e quindi anche delle ripercussioni sul fronte politico, sempre in prima pagina sul Corriere, 3-3 il duello sul risultato. Meloni dice noi solidi, Schlein dice a Meloni conti bene. I sindaci eletti sono appunto ad Agrigento Michele Sodano, a Lecco Filippo Boscaglia, Arezzo Matteo Comanducci, a Trani Marco Galliani, a Chieti Giovanni Legnini e a Macerata Sandro Parcaroli. E poi il risico bancario, MPS, l'offerta di intesa da oltre 30 miliardi, Giorgetti, chi paga di più, e poi la tela Unicredit su Generali, il peso del 9%, queste le manovre delle grandi banche. Nel taglio basso i bambini del Bosco tornino a casa, la perita del tribunale parla di educazione lacunosa, però insomma il perito dice i bambini devono tornare appunto a casa con i genitori, adesso però toccherà ai giudici decidere. Il caso Minetti, vediamo nel taglio basso, ecco la causa da 250 milioni, la Minetti che fa causa alla RAI, al Fatto Quotidiano, e vuole un risarcimento di 250 milioni. Si parla di altre due notizie di cronaca.
La studentessa in Erasmus, io violentata dal gruppo, parla questa ventenne spagnola, lo stupro sarebbe avvenuto a Milano fuori da una discoteca. E poi questo incidente a Varese è una storia struggente perché intanto nell'incidente è morta una ragazzina di soli 16 anni, è stata travolta da un'auto che poi è scappata. L'arrivo del papà che si è sdraiato di fianco al corpo della figlia ed è rimasto lì, appunto, la veglia in strada. Vediamo la Repubblica di oggi. Nel taglio alto vediamo Minetti, la ritrattazione della massaggiatrice, che era poi questa figura chiave, quella che aveva raccontato, insomma, che a casa nella villa di Cipriani c'erano delle feste con escort e quant'altro, distorte le mie parole, quindi ha ritrattato. E poi la denuncia di violenza sessuale che vede nel mirino degli inquirenti il senatore Silvestro, finisce sotto inchiesta a Roma perché un imprenditore ha raccontato di essere stata abusata da lui sessualmente. Banche, il blitz di Intesa, questo è il titolo principale. Su MPS un'offerta pubblica di acquisto da 30,6 miliardi. Unipol Biper nell'operazione verso la nascita del secondo istituto di credito europeo. La quota del 13% di Generali. Così il governo fuori dal risico. L'addio a Siena. E poi ballottaggi, pareggio nelle città, Meloni-Schlein, scontro sul risultato. Vediamo anche questa foto. Stop di Trump a Iran e Israele, Ben-Gvir indagato, insulta l'Italia. La Stampa di oggi, vediamo Intesa, 30 miliardi per Montepaschi di Siena, lanciata l'Opas per far nascere il secondo gruppo europeo, Cimbri, bene per il paese, il banco su Siena ha poche chance. Poi Unipol rileverà 635 sportelli per fonderli con Biper. Messina, Unicredit vince chi offre di più. Carlo Messina, l'amministratore delegato, ricordiamo, di Intesa San Paolo. E poi tregua a orologeria, la fotonotizia, stop ai raid di Iran e Israele dopo la telefonata a Trump. Netanyahu, Tel Aviv, ma la lotta continua. Il viaggio apostolico di Papa Leone che va in Spagna. Leone, la risposta agli estremismi, il metodo Prevost che cattura le folle. Nel taglio basso vediamo una notizia che riguarda Sinner. Ieri check-up a Milano con il medico di Berlusconi. Sinner che appunto si sta sottoponendo a una serie di accertamenti per capire cosa c'è dietro questo malessere che ha accusato a Parigi. Lo vediamo nel taglio centrale del Resto del Carlino. Mistero Sinner, 4 ore al San Raffaele di Milano, tra esami del sangue e controlli cardiologici, check-up completo per il numero 1 del tennis dopo il malessere di Parigi. Oggi si replica. Quindi da domani devo aggiungere che comincerà l'allenamento in vista di Wimbledon. Esatto. E poi vediamo Intesa, l'apertura, 30 miliardi per MPS, il risico diventa terremoto. Ancora una notizia di cronaca, giudice trovata morta nel 2022, adesso si riapre il caso, si indaga per omicidio, un mistero lungo 4 anni. Cambiamo prima pagina, andiamo a vedere Il Messaggero con Israele e Iran, stop agli attacchi, Trump che frena Tel Aviv e i Pasdaran. E poi MPS, Opas d'Intesa da 30,6 miliardi in Messina, il futuro non è l'Ovaglio. Con l'offerta nascerà la seconda banca per capitalizzazione in Europa. A Unipol, dicevamo, 635 filiali del Monte. Volano i titoli in borsa, riassetto del credito e messa in sicurezza del risparmio italiano. Vediamo un'altra notizia, vediamo la foto, c'è Sabrina Ferrilli in questa foto che è la regina della fiction italiana. L'Italian Global Series premia appunto Sabrina. Nel taglio basso anche qui vediamo questa perizia finale, bimbi del bosco sono immaturi ma tornino a casa, questo secondo i periti del tribunale. Adesso spetta ai giudici appunto decidere, ma io ritengo che, non so Angelo cosa ne pensi tu,
penso che questa storia sia andata avanti veramente Per troppo tempo. per troppo tempo. E tra l'altro alla base, diciamo, ci sono 2 genitori che non hanno commesso nessun crimine nei confronti dei bambini, soprattutto visto che stiamo raccontando in questi giorni storie tragiche proprio di bimbi che sono stati picchiati fino alla morte da chi li doveva proteggere e accudire, quindi forse è anche un insulto, ecco, questa Diciamo storia. questo accanimento potrebbe anche essere fermato. Rispetto a tante realtà purtroppo dove i bambini non vengono né protetti né tutelati, a partire dalle famiglie fino ad arrivare poi alle istituzioni, e non a caso citiamo la bambina di Imperia che è stata massacrata dal compagno della madre, mentre lei appunto non ha fatto assolutamente nulla per fermarlo. Vediamo il giornale di oggi. A sinistra già finita la rimonta e la Toscana è meno rossa, ai ballottaggi esulta il governo, e poi soldi all'ex collega e il meccanismo Covid, Conte nei guai. Scontro in commissione, quella fattura da $500.000 a Di Donna, intercettazioni sul dopo Arcuri, ricordiamo commissario Covid, ci fermano. No, ci possiamo fermare fra ci un fermiamo minuto, anche noi, fra un allora. minuto, no, fra un minuto. Dai. Il Sole 24 Ore, vediamo banche, scatta il grande risico, Intesa lancia la maxi offerta su MPS, ancora vediamo qualche altro titolo. Il Fatto Quotidiano appunto che torna sul caso Minetti, non si è mai fermato, diciamo, con il caso Minetti, nonostante la Minetti abbia chiesto un risarcimento da tanti milioni di euro. La ritrattazione che non ritratta, Graziela, questo è il nome appunto della domestica che prima ha rilasciato le dichiarazioni e poi le ha smentite, però secondo il Fatto non smentisce le escort al Gin Tonic, il locale di Cipriani. Nicole non reclutava le prostitute, ma non ce l'aveva mai detto, dice il Fatto. Libero invece attacca il Fatto Quotidiano e Travaglio, le carte che inguaiano Travaglio, il documento degli avvocati americani smonta una a una le accuse a Minetti Cipriani, la richiesta di risarcimento monstre da 220 milioni. Ecco come funziona negli Stati Uniti. Grazie Emanuela. Adesso, prima di fermarci, c'è un aggiornamento dalle agenzie. Carabinieri e Ispettorato del Lavoro di Palermo hanno svolto numerosi controlli presso svariate aziende agricole. Si riscontrano irregolarità di misura amministrativa e di carattere penale. Sono state ispezionate 18 aziende, tutte irregolari sotto il profilo della sicurezza nei luoghi di lavoro. Pertanto si è proceduto a denunciare 15 datori di lavoro, in totale sono stati identificati 43 lavoratori, di cui 12 irregolari, 7 occupati senza regolare contratto di assunzione. Breve sosta e poi il primo collegamento di questa mattina, andremo a Siracusa, tutto questo fra pochissimo. Bentornati a Buongiorno Sicilia, come anticipato adesso apriamo un collegamento, andiamo a Siracusa. Buongiorno al nostro Francesco Aloi, con lui c'è Linda Pasolli che è un'istruttrice subacquea ma anche una biologa marina. Buongiorno e bentrovati. Sì, ciao Angelo, buongiorno Sicilia, il caldo avanza, l'estate si avvicina, o meglio, guardando al meteo potremmo dire che è già arrivata, e quindi aumenta anche la voglia di andare al mare che è alle nostre spalle, che è molto invitante, dico a te e agli amici in regia, e c'è anche chi preferisce fare le immersioni subacquee. Però per fare le immersioni bisogna fare molta attenzione. Qualche settimana fa alle Maldive sono morti alcuni sub italiani esperti. Domenica a Siracusa è morto un altro sub, un apneista nella zona della Baia Santa Panagia, e quindi con la nostra ospite che tu hai già ben presentato vorremmo capire, ecco, quali sono le cosiddette istruzioni per l'uso per un'immersione in sicurezza. Intanto buongiorno.
Intanto buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Sì, le istruzioni sono semplici, ovviamente c'è una parte dedicata all'addestramento, alla preparazione a queste e ovviamente ci sono una serie di regole dettate un po' dal buonsenso, che sono semplici ma veramente indispensabili. Prima fra tutti, affrontare il mare in perfette condizioni psicofisiche. Quindi bisogna stare bene di salute, bisogna stare bene anche di umore e ci vuole un po' il coraggio della rinuncia. Se quel giorno non è la giornata giusta, è meglio evitare. Un'altra regola indispensabile, perfette condizioni meteo marine. Il mare non è il nostro ambiente e quindi noi dobbiamo conoscere il mare, ma anche rispettare quelli che sono i limiti. Le onde, le correnti vanno sempre valutate prima di un'immersione. Si dice mai dare del tu al mare. Esattamente, esattamente, mai dare del tu al mare, perché il mare non perdona. È disponibile, ci accoglie, però bisogna rispettarlo. E un'altra regola è anche stare lontano dalle zone pericolose. Spesso si vedono apneisti che attraversano il porto a nuoto dove escono le barche e anche se segnalati è una zona pericolosa, zone di porto, zone subacquee dove non c'è luce, le grotte o dove ci sono forti correnti, bisogna evitarle. Ecco, parlerei proprio delle grotte per il caso che c'è stato appunto alle Maldive. Come fare per entrare al sicuro? Perché poi ci possono essere diverse camere ed è il caso appunto che abbiamo visto alle Maldive. L'addestramento per la grotta è molto particolare, è diverso dalle immersioni normali. Tendenzialmente a un certo livello sia di immersioni ricreative che poi diventano tecniche, sia in luoghi istruiti come può essere una grotta, durante l'addestramento viene insegnato non più ad andare, ma a tornare a casa. E quindi la differenza è questa: dentro una grotta ci vuole lo speleologo subacqueo, colui che conosce come funziona il filo d'Arianna e anche le tecniche e le metodologie per rientrare in caso di emergenza, perché ci può essere un'emergenza e chi entra in grotta deve saperla gestire. Perché magari Angelo, quando si entra in una grotta c'è la voglia di esplorare, si va sempre più in fondo, però poi quando arriva il momento di tornare su a galla è lì che può arrivare il problema. E quindi prima di immergersi bisogna fare un po' questo quadro della situazione, ma è consigliabile immergersi almeno in due e non da soli. È consigliabile, non solo, è diventato obbligatorio perché dal 7 maggio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la prima legge, diciamo, che inizia a regolamentare le attività subacquee ricreative e una delle cose necessarie ormai è avere il brevetto e andare sempre in coppia, che questo vale sia per le immersioni subacquee con autorespiratore, quindi le classiche bombole, ma sia per gli apneisti, perché anche per l'apnea ci sono molti rischi, meno ma più gravi da risolvere da soli. Pasoli, Quindi avere un compagno è indispensabile. Angelo, a te. Le chiedo scusa, lei prima in apertura di nostro collegamento ha detto che serve una preparazione e allora serve un brevetto. Come si fa ad avere questo brevetto? Chi può accedere al brevetto? Insomma, sono delle istruzioni importanti perché non ci si può improvvisare. E che durata, insomma, c'è un corso che va fatto sicuramente e con chiaramente delle prove anche. Sì, certo, ci sono tantissimi brevetti diversi e livelli diversi. Un brevetto base che si chiama Open Water ti abilita ad andare a 18 metri, sempre con un compagno e rimanendo in curva di sicurezza, cioè senza accumulare troppo azoto che poi ti
ti determina una risalita più lenta per fare la decompressione, e questi brevetti si fanno nei diving autorizzati. Ovviamente ci sono diverse didattiche, i corsi durano di media, ci sono 8-10 immersioni più poi la parte teorica con gli istruttori dedicati. È molto semplice, intuitivo, sono veramente per i brevetti base poche regole ma indispensabili da conoscere. C'è un'età minima che bisogna avere per fare le immersioni? Allora, ormai le tecniche e le attrezzature sono molto evolute e molto semplici, quindi anche i ragazzini da 10 anni in poi possono accedere ai brevetti, hanno un Open Junior, quindi fino a massimo 12 metri con un adulto accompagnatore, però dai 10 anni in poi si può andare sott'acqua. Quindi tecnicamente, o meglio praticamente, io generico che non ho mai fatto un'immersione subacquea, domani vorrei farla, domani un po' più di domani, cosa dovrei fare? Andare a un diving? Andare in un diving, chiedere appunto di poter iniziare un corso base, ti verrà assegnato un kit didattico, un istruttore dedicato e per manina ti accompagneranno nella prima immersione e poi man mano ti verranno date tutte le condizioni e le capacità per poter gestire in autonomia un'immersione. Quindi Angelo, vanno seguite... Sì, no, vanno seguite determinate regole, certamente, quelle sono fondamentali, però possiamo indicare qual è, come dire, la regola, il teorema, mettiamolo così, formazione, esperienza e consapevolezza messe insieme. Questi tre termini ci aiutano poi a poter affrontare questa esperienza? Assolutamente sì. Sono regole basi. È necessario perché andare sott'acqua è facile, però bisogna imparare queste poche regole per farlo in sicurezza, perché l'obiettivo è tornare a casa. Questo è importante. E poi ci sono anche delle regole per quanto riguarda le immersioni nelle aree marine protette che in Sicilia abbiamo e siamo orgogliosi di questo, dobbiamo anche dirlo. La Sicilia è una delle regioni con più aree marine protette e giustamente siamo un'isola meravigliosa con una biodiversità pazzesca che tutti ci invidiano e quindi è giusto puntare su quell'economia legata al mare che sia sostenibile, con delle attività sostenibili. La subacquea è un'attività sostenibile. E a Siracusa c'è un'area marina protetta che è il Plemmirio, che addirittura rispetto alle altre aree marine autorizza le immersioni ricreative anche all'interno della zona A di riserva integrale, come pochissime altre in Italia, proprio perché è una zona veramente ricca di biodiversità e quindi con i diving autorizzati è possibile fare immersioni nel periodo estive. Ovviamente previa autorizzazione e con l'area marina che monitora gli effetti della subacquea in questa zona. Francesco, ci dobbiamo fermare. Grazie allora a te, grazie alla tua ospite, a Linda Pasolli, istruttrice subacquea ma anche biologa marina, istruzioni importanti che certamente immaginiamo a casa avranno fatto proprie per quella che sarà un'eventuale esperienza di questo tipo. Grazie e una buona giornata. Adesso ci fermiamo per il meteo e poi c'è la nostra Veronica. Fra pochissimo andremo da lei, da Veronica Barbarino, ma ci trasferiamo in un'altra città della nostra bella regione. Andremo a Ragusa. Tutto questo fra pochissimo. Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì correnti umide oceaniche apporteranno della nuvolosità compatta sui settori alpini e prealpini con rovesci di pioggia, meglio invece sul resto del nostro territorio. E per quanto riguarda la Sicilia, l'alta pressione dominerà la scena meteorologica. Come possiamo notare dalla grafica, il sole sarà l'assoluto protagonista, i cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata. Clima estivo con valori massimi compresi fra i 29 e i 33 gradi. E per quanto riguarda poi la giornata di mercoledì, nulla da segnalare. Contesto ancora anticiclonico su tutta l'isola con cieli sereni e limpidi. Il contesto si manterrà stabile con clima asciutto e con temperature massime diurne che non subiranno particolari variazioni. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
Molto bene, abbiamo sentito, abbiamo visto anche le previsioni del tempo per la giornata di oggi, abbiamo visto anche per domani. Sorridente la nostra Veronica. Buongiorno Veronica, ben trovata. Buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi. Accanto a te c'è Giorgio Spadaro, che è un imprenditore. Adesso ci direi tu cosa fa Spadaro. È un ingegnere, ma è soprattutto un grandissimo imprenditore. È uno dei 100, diciamo, imprenditori, giovani imprenditori italiani che una rivista come Forbes ha segnalato, diciamo, tra gli emergenti, e quindi davvero un personaggio importante, quello che hai vicino a te. Eh sì, uno dei 100 segnalati giovani talenti under 30, infatti lui ha 28 anni e ce l'abbiamo qui a Ragusa. È ingegnere gestionale, si è laureato al Politecnico di Torino e poi ha pensato a un'applicazione per telefono che si chiama SafeMate e da qui ha iniziato la sua carriera imprenditoriale. Ma intanto buongiorno. Buongiorno. Di che cosa si occupa questa tua applicazione, questa tua invenzione? Che cos'è? Allora, SafeMate diciamo è una startup che ho cofondato insieme ad altri 2 soci che si occupa, abbiamo lanciato un'applicazione per telefono che diciamo ti indica il percorso più sicuro o le zone percepite più sicure all'interno dei vari centri urbani, principalmente al momento nelle grandi città dove abbiamo riscontrato un maggiore utilizzo, poi una maggiore richiesta di questa applicazione. Spadaro, le chiedo scusa se vi interrompo, vi chiedo scusa, ma il database, diciamo, per dire che quella è una zona sicura viene dall'esperienza di quante, diciamo, persone, di tante persone che immagino avranno fatto quel percorso e poi alla fine hanno dato esito positivo da questo punto di vista, immaginiamo, no? C'è stata una ricerca. Noi parliamo di sicurezza percepita, certo. Questo perché non possiamo effettivamente prenderci, diciamo, il diritto di dire che una zona è nettamente più sicura rispetto a un'altra, però parliamo di come i nostri utenti percepiscono quella determinata zona, incrociando non solo i dati in tempo reale delle segnalazioni, ma anche dati storici di eventi, crimini, microcrimini geolocalizzati che ci viene fornito da un'azienda esterna, aggregati, ovviamente tutto anonimo, e unendo anche quelli che noi chiamiamo di dati statici, per esempio la presenza di ospedali, di presidi di polizia, oppure preferire un corso principale rispetto a un vicolo secondario. Questo per noi genera un indicatore di sicurezza percepita sicuramente maggiore, essendo una strada illuminata rispetto a una buia. Quindi concretamente io scarico questa applicazione e voglio andare da casa mia, voglio raggiungere ad esempio il centro, chiedo all'applicazione quale strada prendere, magari sono per la prima volta ad esempio a Torino, parliamo di Torino, sì, perché è una delle città che si trovano all'interno di quest'app, e l'app mi dice: guarda, prendi questa strada che secondo noi è più sicura e anche secondo i nostri utenti. L'utilizzo è come le app di Google Maps, come Waze, no? Sì. per chi come navigatori, ecco. Come navigatori, metto nella barra di ricerca dove voglio andare, nella mappa sono già presenti delle segnalazioni di altri utenti e noi ti forniamo ovviamente una strada più veloce, che è quella che solitamente fornisce Google Maps, è una strada più sicura che il più delle volte magari fa fare un giro un po' più lungo, però non ti fa prendere determinate zone che noi abbiamo indicato con un indice di sicurezza tramite il nostro algoritmo di valutazione più basso. Mi dicevi che questa idea nasce nel 2020? Sì. Ci hai lavorato 3 anni insieme ad altri 2 soci. Chi sono? Sì. Giulia Tortoioli, che è una mia collega di università, con cui poi... anche lei 300 Anche lei 300 under 30.
Benedetto Cosentino, che si occupa della parte di sviluppo, Che è di Catania. che è di Catania, nonché mio cugino. Ah, ok. Sì, l'app nasce come idea nel 2021 all'incirca, un periodo Covid è stato un periodo lungo. Nasce dalla volontà di creare qualcosa di concreto, inizialmente molto verticale sulla violenza di genere, per poi abbiamo riscontrato che tante persone diciamo io magari non sono donna, però non mi sento comunque al sicuro, quindi abbiamo deciso poi di aprire l'applicazione a tutti. L'app nasce appunto da questa voglia qua, io poi ne ho parlato telefonicamente sia a Giulia che a Benedetto, perché per una questione di background anche ingegneristico tecnico, e abbiamo poi deciso, sono passate anche tante altre persone, noi siamo quelli che poi hanno creduto fino in fondo nel progetto e l'hanno portato avanti, iniziando questo percorso all'interno del Politecnico di Torino. Padaro, E Giorgio, sì. dovete sapere Sì, semplicemente una osservazione, perché mentre lo sentivo parlare mi è venuto in mente, il suo è un esempio di cervelli di ritorno, possiamo definirlo così? Ecco, stavo facendo la stessa domanda, diciamo questo. Possiamo definirlo in questo modo? Sì, cervelli Ci lamentiamo e diciamo sempre che i nostri giovani, le nostre risorse migliori vanno all'estero, vanno al nord, non trovano spazio nella nostra terra. E allora la sua idea è un'idea sicuramente di imprenditoria moderna, ma allo stesso tempo è un'idea, anzi più che un'idea è un fatto concreto, cioè un ritorno di un'eccellenza nella nostra terra. Sì, diciamo che in questi anni ovviamente io ho lavorato anche parallelamente, mentre lavoravo al progetto, lavoravo per una grossa azienda del nord. Mi sono reso conto che in realtà quello che volevo fare era proprio questo, nel senso fare impresa, soprattutto nel mondo delle start-up innovative, come diceva lei, l'imprenditoria moderna ti porta a essere un imprenditore nel mondo digitale. Sì. Quindi mi sono dovuto porre delle domande per dire perché devo fare qualcosa fuori dalla mia terra. La Sicilia è un posto che io amo, che continuerò a promuovere in tutta Italia. Siamo un'eccellenza a livello turistico, di cultura, di cibo, di energie rinnovabili pure, perché abbiamo veramente un sole importante. Quindi SafeMate è stato anche la scintilla che mi ha portato a dire voglio fare l'imprenditore moderno, come abbiamo definito, e farlo da qui, da casa mia. Ecco, tu porti avanti il discorso di ritornanza. Sì, io voglio un po' rivisitare il discorso di ritornanza, perché questo termine coniato adesso negli ultimi tempi, secondo me non dobbiamo limitarci soltanto a far rientrare i nostri giovani che sono andati fuori per studiare, per lavorare, ma dobbiamo puntare nel 2026 ad attrarre nuovi talenti. Oggi c'è tutto un mondo di lavoratori che si muovono, lavorano in smart, lavorano da remoto, in tutto il globo, poi principalmente in posti caldi come la Sicilia. Sì. Siamo sicuramente un'isola e un territorio molto appetitoso per attrarre anche nuovi talenti che non siano soltanto i nostri figli. Allora, prima di chiudere, prima di salutarci, quante sono le città che si trovano dentro all'applicazione, per dire, non me le dica tutte, però insomma un numero di città sicuramente ci saranno. Allora, l'applicazione è utilizzabile su tutta Italia, abbiamo oltre 50 città già segnalate. I progetti con cui abbiamo parlato in maniera concreta con le istituzioni sono la città di Torino, il comune di Ragusa, con cui abbiamo avviato anche un progetto specifico per la tutela degli anziani. Quindi l'app è utilizzabile in tutte le città e in tutta Italia. Allora, noi ci auguriamo che
si possa intensificare questo rapporto suo con la regione siciliana, intendo tutti gli enti, chiaramente gli enti locali della nostra terra, perché molto spesso nei nostri telegiornali ci occupiamo di scarsa sicurezza in alcune aree della nostra regione, e allora magari un'app di questo genere potrebbe consentire non solo alle ragazze, ai giovani e anche agli anziani di muoversi con una grande facilità proprio all'interno delle nostre città, magari segnalando dei posti in cui si può trovare ricovero, oppure per l'emergenza rivolgersi per l'appunto a strutture di emergenza. Grazie per essere stato con noi questa mattina, a Giorgio Spadaro, grazie alla nostra Veronica Barbarino che ci ha raccontato questa storia di un cervello, lo definisco così, che rientra nella nostra terra. Ci fermiamo ancora e fra poco saremo ancora insieme a voi, stavolta per parlare delle volanti del mare. Lo scopriremo fra pochissimo, restate insieme a noi. Eccoci, siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Ho anticipato prima che avremmo parlato delle volanti del mare. Per farlo qui in studio accanto a me c'è Antonino Ciavolo. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Vicequestore, dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico? Sì, esattamente. Soccorso pubblico in questo caso c'entra, perché le volanti del mare stanno in mare, ma non sono delle auto, sono delle moto, no? Assolutamente sì, moto d'acqua, scooter d'acqua, con un personale abilitato e specializzato che ha fatto un corso di formazione e una selezione, devo dire, anche molto dura, perché è un servizio al quale teniamo tantissimo, e quindi i nostri istruttori sono particolarmente... Immagino sarà anche un servizio faticoso, È faticoso, al di là di quello che uno può pensare, che è una cosa, sì, sicuramente è bello stare in mare, però si sta in mare sempre, no? Quindi con qualsiasi condizione atmosferica, in particolare col tanto caldo in estate, e anche con il mare che può avere anche condizioni proibitive, perché soprattutto, proprio perché quello che diceva lei, dei soccorsi, si effettuano i soccorsi anche in condizioni del mare proibitivo. Con le moto d'acqua particolarmente rischioso, perché la peculiarità di questo tipo di veicolo è quello che ti permette di avvicinarti molto a riva o agli scogli, dove non possono arrivare le imbarcazioni. Stiamo vedendo delle immagini, no? Con le moto che sono tra gli scogli in questo momento, e quindi bisogna conoscere anche il fondale, bisogna sapere fin dove ci si può spingere, dove si può arrivare, e quindi in una situazione di soccorso serve anche in qualche modo non si è mai da soli, giusto, quando si fa questa operazione? No, non si è mai da soli, gli operatori sono almeno in 2, a volte sono in 3 o in 4, dipende dalla tipologia di servizio, solitamente sono sempre in 2, ci si aiuta ovviamente a vicenda. In caso di soccorso ci sono delle tecniche particolari, una moto d'acqua si lascia più distante fino all'arrivo, poi dei mezzi ovviamente ci danno ausilio in questi casi quando c'è un soccorso alle persone. Alle imbarcazioni, come capita qualche imbarcazione alla deriva, l'anno scorso è già capitato diverse volte, riusciamo a metterle in sicurezza allontanandole lentamente fino a quando verrà un intervento specializzato a rimorchiarle fino al primo porto. Quando scatta? Ufficialmente è già scattato per la stagione estiva? Assolutamente sì, abbiamo iniziato già il 2 giugno come una giornata di festa, già il mare ovviamente era preso d'assalto da tutti, e adesso sarà continuativo da qui fino a settembre. Ogni giorno pattuglieremo dalla playa fino ad Acitrezza, Capomulini, quindi la parte anche i comuni che rientrano ovviamente in tutto l'Acese, quindi le coste più frequentate dai cittadini, dai bagnanti. E allora, per quest'anno ci sono già degli obiettivi che vi siete posti? Sappiamo che c'è una fascia determinata dove opererete, il servizio da che ora a che ora è in funzione? Il servizio nelle aree dove c'è luce, quando c'è luce ci sono le moto d'acqua, quindi dalle 8 del mattino fino all'imbrunire. L'obiettivo, che grazie anche al vostro aiuto, è quello di fare tanta prevenzione. Dico aiuto perché dobbiamo divulgare questo messaggio. Un incidente, un comportamento anche banale, illecito in mare, può diventare un comportamento che non porta solo a delle lesioni, ma a volte anche alla morte. Quindi dobbiamo rispettare il mare, ma sotto tutti i punti di vista, da un punto di vista ambientale, ma anche perché il mare comunque non è un elemento naturale, l'acqua per noi, quindi bisogna rispettarlo, non bisogna andare a avventurarsi, bisogna anche, soprattutto adesso, tante persone prenderanno leggio delle
imbarcazioni, ben venga, ma devono essere ben istruiti e non devono commettere degli illeciti. Il più comune, parliamo di quelli più comuni, la prego, perché per noi è importante, la navigazione sotto costa. Non bisogna navigare sotto costa mettendo in pericolo i bagnanti. La navigazione sotto costa, la nostra costa è bellissima ma mutevole, quindi non abbiamo una linea dritta come può essere, diciamo, alla playa, ma ovviamente può mutare. Bisogna stare attenti a non avvicinarsi troppo durante la navigazione, non bisogna distrarsi, bisogna stare lontano soprattutto ai bagnanti, anche se c'è qualche bagnante che può avventurarsi a andare un po' più a largo. Quest'anno a breve verrà ripristinata, perché purtroppo il ciclone Henry ha fatto brutti scherzi a tutti, quindi anche in questo caso la corsia di nuoto che abbiamo ad Aci Castello, frequentata tantissimo dai nuotatori, ma va rispettata. Non è una corsia di ormeggio, ma è una corsia di rispetto per i nuotatori. Stessa cosa per quanto riguarda l'area marina protetta di Aci Trezza, dove sono tanti ragazzi molto giovani che vanno anche in canoa, SUP e altro. Anche lì bisogna essere molto attenti. Palloncino di segnalazione, ho detta boa di segnalazione dei sub, da diver comunque a quello che può essere ovviamente l'apneista o il pescatore, 100 metri di distanza per le imbarcazioni. Lo stesso ovviamente sub non si deve allontanare, loro lo sanno bene, a 50 metri da questo, perché corrono dei rischi. Insomma, sono tutte informazioni importantissime, fondamentali per la sicurezza. L'estate è bellissima, bisogna viverla in serenità, spensieratezza, ma mai comunque sottovalutare il mare, perché si rischiano, diciamo, comunque, a parte le sanzioni che a noi interessano ben poco, ma interessa la prevenzione, ci interessa comunque evitare il comportamento scorretto. Il nostro intervento delle moto d'acqua è molto di prevenzione, proprio evitiamo e suggeriamo ancora prima di commettere la sanzione. Ma in questo poi, caso a volte siamo costretti ovviamente a intervenire in caso di necessità vera. Assolutamente proprio, sì. Iniziato il 2, fino a quando andrete avanti? Il 2 giugno? Fino al 30 settembre. Quindi diciamo la stagione estiva, la stagione balneare, quella che la nostra stagione balneare sarà tutta di vostra, diciamo, pertinenza, con grande impegno, immagino, da parte delle vostre risorse. Assolutamente sì, è un servizio molto voluto, diciamo, dal nostro questore, che lo ha ripristinato da 3 anni in modo continuativo, perché inizialmente le risorse erano poche, le ha proprio, diciamo, assolutamente destinate esclusivamente a questo, proprio perché abbiamo un risultato, diciamo, in termini di prevenzione di incidenti in mare e anche di comportamenti illeciti, che lo stesso cittadino ci restituisce, perché sono ben lieti di vedere, diciamo, comunque le nostre moto d'acqua, perché sanno che il comportamento illecito per chi va in mare sa quanto è rischioso, e ovviamente abbiamo tante segnalazioni proprio per, sia in termini ovviamente positivi, ma anche in termini di segnalazioni per i comportamenti illeciti. Quindi ben venga la segnalazione fatta a noi direttamente al 112, quindi per un numero di emergenza possono segnalare i comportamenti illeciti, e poi chiaramente per i soccorsi in mare, insieme a tutte le altre forze dell'ordine che partecipano, in primis la Capitaneria di Porto, quale c'è una collaborazione costante e proficua tipo ogni anno, e gli altri ovviamente che concorrono in questo. La vostra, diciamo, assistenza in mare riguarderà anche delle gare, degli eventi sportivi, delle manifestazioni che si svolgeranno proprio in acqua? Assolutamente sì, dalle gare di nuoto, che ci sono appunto, diciamo, previste delle gare di nuoto in acque libere, si dice così, ma dalle regate, qualsiasi altra manifestazione. Pensiamo anche alle festività, alla festa ovviamente per la Madonna di Ognina, anche quella è sempre seguita con molta attenzione, ma tutte le attività comunque sono previste. E attenzione anche ai gestori dei lidi, mi raccomando comunque anche per loro che abbiano i presidi sanitari in regola, che controllino la scadenza, tutte attività di prevenzione fondamentali. Noi ci auguriamo sempre che possano scadere sia i farmaci che altro, che non vengano mai utilizzati, ce lo auguriamo sempre, però nel momento dell'emergenza è fondamentale che il lido possa dare subito assistenza. Il nostro personale è formato ovviamente comunque al BLSD e la possibilità della rianimazione. Nel contempo noi controlliamo che tutto sia il personale formato anche dei lidi. Il controllo non riguarda soltanto il mare, ma ricontrolla anche, diciamo, i lidi che purtroppo l'anno scorso abbiamo più volte sanzionato. Quindi ci auguriamo quest'anno che sia tutto in regola per offrire la massima ovviamente assistenza a tutti i bagnanti. Mi pare che siamo stati abbastanza, diciamo, esaustivi nel raccontare qual è la vostra funzione, qual è la vostra missione in questo caso per l'estate con le vostre moto d'acqua, che abbiamo ribattezzato le volanti del mare. Del mare.
in bocca al lupo, Grazie. buon lavoro, Grazie come a voi. sempre prezioso la vostra assistenza e la vostra diciamo, presenza, non solo in mare ma anche sulla terraferma, è importantissima. Adesso io vedo già collegato, e ci fermiamo qui per questa pagina, buon lavoro al dottore Antonino Ciaola, ricordiamo vice questore e dirigente dell'ufficio prevenzione generale e del soccorso pubblico. Dico, passiamo dal mare alle stelle, perché adesso andiamo a sentire cosa ci dicono le stelle nella giornata di oggi con il nostro Marco Amato. C'è la sigla e poi lo vedremo anche Marco Amato e lo saluteremo. Buongiorno Marco, ben trovato ancora una volta, buongiorno Sicilia. Stamattina parliamo di quello che è un grandissimo della musica italiana. È il papà di tutti i rocker italiani, se mi permetti questo termine, è il grande Vasco Rossi. Assolutamente sì, buongiorno Angelo e buongiorno Sicilia. Parliamo del grande, unico, immenso Vasco Rossi. Ebbene, Vasco festeggia 50 anni di carriera e quindi a Roma farà un festival per cui si prevedono almeno 500.000 persone. Il Vasco Nazionale, che ha regalato momenti di emozione ed è un pezzo vivente della musica e della storia italiana, elargisce appunto questo appuntamento a cui sicuramente non mancheremo in molti. Vasco, perché è tale? Perché Vasco Rossi? Vasco Rossi è del 7 febbraio e quindi è un acquario. L'acquario si distingue nello zodiaco per essere unico e originale. Lo stile di Vasco ha sicuramente creato un musicana. Vi ricordo peraltro che ha ottenuto una laurea honoris causa proprio per i suoi testi, per la sua capacità quindi di trasportare le emozioni in un linguaggio diretto, immediato e assolutamente efficace, non solo a livello musicale ma anche comunicativo. Auguri Vasco, e quindi aspettiamo tutti questa celebrazione della tua carriera. Vi racconto quindi ora del cielo di oggi. Oggi è una giornata un po' speciale perché Venere si congiunge a Giove, quindi fortuna minor Venere e fortuna maior Giove si congiungono nel cielo zodiacale nel segno del Cancro, il che significa che oggi, o da oggi per meglio dire, parte una maggiore capacità da amare e di proteggere ciò che si ama. Il Cancro è anche il segno della casa, della famiglia e di tutto quello che riguarda un abbraccio protettivo. Cosa succede nello zodiaco? Ariete, per voi oggi è una giornata in cui riflettere un po' sulla voglia di amare e sulla voglia di stare insieme a una persona, al di là del lavoro, Saturno, al di là delle confusioni, Nettuno, che sono entrambi nel vostro segno zodiacale. Oggi volete solo essere amati. Toro, per voi oggi è una giornata splendida perché Venere è il pianeta che vi riguarda, congiunto a Giove riguarda la fortuna, l'espansione, l'abilità economica e tutto quello che può segnalare per il Toro un'espansione positiva, piacevole, ampia. Gemelli, per voi oggi Venere e Giove rappresentano un po' un piano economico, un piano oggettivo che non vivrete con timore, ma con assoluta rilassatezza. Però è il caso di programmare il vostro futuro in termini pratici. Cancro, protagonisti assoluti della giornata perché Venere e Giove nei vostri gradi si fondono, per cui oggi il Cancro è il più fortunato, il più amabile, il più ampio possibile in tutte le direzioni che lo zodiaco prevede. Leone, per voi oggi si tratta di interiorizzare dei nuovi assetti e di capire quali nuove governance accanto a voi accadono, per cui come tirare fuori il meglio da situazioni che non amate ma che sicuramente possono costituire un vantaggio per voi se riuscirete a dominarle.
Vergine, una giornata meravigliosa, la luna in mattinata crea ancora un po' di confusione perché in opposizione in pesci, ma già la serata sarà un'ottimizzazione di tutto quello che gli ordini della vostra vita necessitano. Dal primo pomeriggio in poi maggiore chiarezza in tutto, bilancia. Per voi oggi Venere che si congiunge a Giove è un vero e proprio toccasana perché accorre un po' di fortuna, con Saturno e Nettuno in opposizione ne avete decisamente bisogno, quindi oggi è una giornata di buone notizie e di risoluzione. Scorpione, trigono meraviglioso di Venere e anche Mercurio per voi, per cui per gli Scorpioni inizia una nuova dialettica affettiva, riuscirete a esprimere meglio i vostri sentimenti. Sagittario, l'opposizione di Sole e Urano non vi giova decisamente, ma oggi è la bella Venere ad allietarvi perché tocca proprio il vostro pianeta Giove, per cui i Sagittario sono tremendamente innamorati. Capricorno, per voi le stelle sono un po' una sfida, proprio perché Giove e Venere in opposizione vi dicono che forse è il caso di correre in amore. Scatta comunque un tempo diverso dal solito vostro aspettare, dall'essere strateghi. Giove e Venere vi chiedono di concretizzare in amore. Acquario, i pianeti in Cancro per voi sono un'ispirazione e oggi l'amore è proprio il sogno che inseguirete. L'Acquario stupisce tutti con la fantasia, ma a volte la realtà supera la bellezza della fantasia. Pesci, per voi oggi la luna in mattinata sosta ancora nei vostri gradi, quindi un po' una routine affettiva, ma il trigono che stabilisce sulla luna oggi vi fa sentire amati e decisamente molto acclimatati da tutto ciò che avete intorno. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata. Ciao Angelo, ci vediamo domani e buongiorno Sicilia. Ciao Marco, a domani come sempre e adesso andiamo da Emanuela Corsi che a quest'ora del mattino ci regala qualche curiosità. Sì, oggi vi porto a fare un giro a Villa Certosa, la tenuta estiva di Silvio Berlusconi in Sardegna. Allora, è in vendita, il prezzo va dai 300 ai 500 milioni di euro. Soltanto. Quindi diciamo gli eredi stanno vendendo. Stanno provvedendo insomma a vendere questa tenuta sarda che spesso veniva citata insomma nei racconti sulla vita di Berlusconi. Dalla grotta alla sala in stile Re Artù, Villa Certosa in 100 fotografie mai viste. Allora intanto vediamo la tenuta dall'alto in questo rotondo qui, poi vediamo questa è una piscina affacciata sul golfo della Marinella, una delle 7 all'aperto di Villa Certosa, immerse in... Sono 7 piscine. 7 piscine, in 580 metri quadrati di parco. Poi vediamo gli esterni, quindi sopra questa è la grotta artificiale di Nettuno, l'ingresso è nella roccia e sotto invece il campo da calcio, c'è anche un campo da calcio all'interno. E poi ancora vediamo la sala degustazioni, è questa qua, con una trentina di sedute che si trova vicino ovviamente al vigneto. Certo. E poi la stanza matrimoniale, una camera di una delle dépendance però, quindi questi sono soltanto alcuni scatti di Villa Certosa che oggi sono stati pubblicati sul Corriere della Sera, proprio perché adesso con questa vendita appunto che è stata stabilita dagli eredi probabilmente si cominciano a vedere bisognerà fare vedere cosa c'è certo, l'acquirente vuole sapere cosa va a comprare ovviamente. Grazie Emanuela per questo tuo suggerimento magari di acquisto. Noi ci fermiamo qui con Buongiorno Sicilia, grazie in regia a Roberto Stramondo, anche a Graziano Picone e a Ottavio Longo, in redazione stamattina e anche Edoardo Sergi ovviamente che ha lavorato con noi ma lavora tutti i giorni assieme a Carla Previtera per preparare i testi per l'organizzazione della trasmissione e dicevo di Tonino De Mana. Noi ci fermiamo qui per questa mattina. Buongiorno Sicilia torna domani, grazie, l'augurio a tutti voi di una buona giornata.